è un graditissimo ritorno a Mestre, dove è stato più volte. Come vede questa città? Beh, è una città molto operosa, basta girare per strada, vede, è tutto perfetto, per cui quando giri, poi forse chi ci vive vorrebbe ancora meglio, ma per chi viene da Roma, dove cadi nelle buche e i magistrati dicono la sentenza dell'altro ieri era lei che vive a Roma deve sapere che ci sono le buche. Il penitente di David Mamet è un uomo, come credo accada in quasi tutto l'Occidente, diciamo, civilizzato, che subisce un'ingiustizia totale da parte dei media e anche del sistema legislativo. L'antisemitismo in questi anni, terribile, e io sono ebreo perché sono di parte, lo ammetto, ma nasce proprio da questo, cioè dal detestare negli altri un pensiero invece elaborato, interessante. E questo testo parla anche di questo, cioè parla di un uomo che si rifiuta di rispondere con una semplificazione a un problema complesso, che è un problema legato alla giustizia, di un ragazzo che ha ucciso, ma che vogliono assolvere perché è ispanico e omosessuale. Se sei un delinquente, sei un delinquente. Credo sia sotto gli occhi di tutti come ormai la gente viene processata prima sui giornali, linciata, distrutta e poi dopo 20 anni magari assolta. Il teatro è una rielaborazione affettiva ed emozionale. Credo arrivi un motivo di riflessione. Mi piacerebbe che la gente uscisse dal teatro discutendo su chi ha ragione e chi ha torto in questa storia.